Cos'è questo luogo? Questa era una casa di contadini, una delle primissime case espropriate quando venne creato e perimetrato il parco archeologico Valle dei Pegni. Tra le mission del parco non c'è solo la salvaguardia dei beni monumentali, ma anche del paesaggio. Nel 2005 si è dato vita al progetto Diodoros, omaggio a Diodoro Siculo. La sua opera parlò del paesaggio nella biblioteca storica. Raccontò di questo paesaggio ricco di viti, ulive e mandorli già nel III secolo a.C. Venne l'idea di innanzitutto salvare gli ulivi ultrasecolari che ci sono dentro il parco, perché spesso andavano a fuoco, perché qualcuno spesso veniva a far legna dentro il parco. Andava salvato l'ulivo che immagino abbiate visto davanti a Concordia a 1200 anni, quella pianta. Di tutti questi terreni espropriati per la creazione del parco sono stati affidati a 12 aziende agricole per quasi 700 ettari su 900 espropriati tra gli anni 60 e 80. Occorreva, dopo aver creato tutto sto ben di Dio